Bene, buongiorno a tutti. Si comincia sempre diritto dicendo che è difficile tirare le conclusioni, devo dirlo perché molti... È per questo che il Presidente è rimasto lì. Molti, devo dire, sono gli spunti e magari mi permetterò qualche precisazione su alcune informazioni, ma solo per trasferire il fatto che al Fondo Solidarietà Veneto stiamo affrontando questa tematica in maniera molto seria e approfondita. Innanzitutto abbiamo toccato un tema di qual è il motivo di 30 anni di successo del Fondo Solidarietà Veneto. Io non lo so perché, come sapete, sono appena arrivato, però sicuramente ho imparato che questo fondo ha due caratteristiche, una quella dell'innovazione, l'altra quella della formazione finanziaria. Secondo me questa mattinata è stato un esempio straordinario di queste due qualità del fondo, perché si è parlato di temi assoluti di innovazione e si è fatta anche formazione, perché per affrontare in maniera seria il tema degli investimenti ESG, il primo punto che dobbiamo tutti fare è applicarsi un attimo e capire di cosa stiamo parlando. Quindi soddisfazione per questa mattinata che, vabbè, si è capito, ha avuto anche del nostro direttore uno dei motori principali. Ciò detto, abbiamo capito che è un tema che unisce varie motivazioni, diciamo, il driver di questi investimenti sono vari. Vabbè, uno di cui si è parlato poco, che è quello regolatorio, cioè sicuramente noi saremo obbligati nel prossimo anno, adesso non so esattamente quando, però dalle nuove normative che verranno implementate, a tenere sotto d'occhio gli investimenti anche dal punto di vista di caratteristiche ESG. Lo diamo per scontato l'aspetto regolatorio, però lo voglio citare per ritornare al tema del nostro primato europeo, perché una volta tanto ci parliamo sempre addosso e male. A mio avviso è importante ricordare che come Europa noi siamo leader in questi processi di transizione verso un mondo più sostenibile e che già l'Europa da sola può fare praticamente zero per combattere moltissimi dei problemi di sostenibilità del nostro pianeta. Quindi se già l'Europa può far poco, figuratevi l'Italia. E quindi permettetemi da europeista convinto di ricordarci l'importanza dell'Europa a cui apparteniamo e essere anche orgogliosi di quello che facciamo e dei primati che abbiamo. Tutto ciò detto, c'è un altro aspetto oltre a quello regolatorio che abbiamo vissuto oggi, che è l'aspetto emotivo, perché siamo tutti esseri umani, chiaramente qui nel Veneto siamo stati toccati particolarmente da questi episodi. Però l'aspetto emotivo è come la scintilla che a volte fa partire un'idea imprenditoriale in un imprenditore e fa nascere un'azienda. È un qualcosa di imprescindibile, senza scintilla non c'è innovazione, non c'è volontà di cambiare le cose, però la scintilla da sola non basta. Gli imprenditori di successo sono quelli che uniscono, diciamo, la scintilla, l'aspetto emotivo che è quello dalla spinta, a un approccio poi più razionale e pragmatico, e che è quello che noi, tra virgolette, dando per scontato che siamo mossi dalla molla del primo, dobbiamo applicare il secondo, quello di un approccio razionale e pragmatico all'attività del nostro fondo. E questo perché lo dico? Perché magari a qualcuno di voi sarà venuta questa domanda, che è: ma se gli investimenti caratterizzati di ESG ci fanno stare meglio perché fanno cambiare il mondo, sono meno rischiosi e danno maggiore rendimento, che cosa state aspettando a convertire tutto il portafoglio a questi investimenti? Chiaramente la risposta è perché non è così facile come sembra. Ci sono tantissime questioni di complessità che non ci spaventano, perché le vogliamo superare, ma di cui siamo assolutamente consapevoli. Quali sono queste perplessità che noi dobbiamo approfondire e superare in maniera coerente? Vabbè, sicuramente quella che io definirei dei paletti. Il sondaggio che abbiamo visto dice: volete che facciamo investimenti ESG? La risposta è sì, ma quando entriamo nell'ambito dei rendimenti ovviamente la risposta è sì, virgola, ma. E questo è ovvio, è razionale, è qualcosa che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione. È stato detto prima, non è filantropia, cioè, non è questa la nostra mission è quella di fare il fondo pensione e di, tra virgolette, garantire un rendimento a chi ci ha affidato i loro risparmi.
Il secondo paletto non mi è venuto un modo intelligente di dirlo se non la sostenibilità della sostenibilità. Adesso vi spiego, e mi ha fatto impressione perché entrambi i sindaci nel descrivere il disagio della mattina dopo hanno detto: pensate un po', non avevamo l'energia elettrica. E l'hanno detto tutte e due. A me ha fatto impressione perché è chiaro che l'energia elettrica si dà per scontata, quindi per chi fa investimenti, chi fa policy, per chi fa qualsiasi cosa, è chiaro che il giorno dopo l'energia elettrica ci deve essere. E questo lo dico perché se oggi siamo in un processo di transizione energetica, perché ahimè tecnologie per girare la chiave e essere completamente decarbonizzati non esistono. Ma questo vale per l'energia elettrica per mille cose, cioè la sostenibilità della sostenibilità. Quindi primo punto, ci sono dei paletti. Secondo punto, la complessità, perché lo si è detto bene stamattina, lo sgabello sta in piedi se tutte e tre le gambe sono tenute in considerazione. Allora, avevo trovato un sondaggio che non è stato citato oggi, sostanzialmente che era sugli investitori italiani, che dicevano a quale di queste tre gambe tu preferisci porre il peso. Il 25% ha detto tutte e tre, l'ambiente il 34%, governance 25%, sociale 16%. Quindi c'è una classifica ma non c'è nessuno che sparisce. E poi mi sono anche chiesto, io come Fondo Solidarietà Veneto, posso pensare di dare un peso inferiore alla gamba del sociale? Cioè, io penso che verremo bene alla nostra mission, quindi ritorno a dire, noi non possiamo esimerci da avere un approccio complesso a questa materia. Terzo aspetto, che è quello che probabilmente è irrisolvibile e andrà in qualche modo gestito con sperimentazione e buon senso, è che entriamo nel momento in cui dobbiamo gestire queste tre gambe, entriamo necessariamente in definizioni che sono soggettive. E faccio alcuni esempi. Se diciamo pornografia, tutti diciamo no, non bisogna investire in pornografia. Però ci sono dei modelli ad esempio, di controllo della governance che in taluni portafogli fanno togliere tutte le aziende del digitale. Adesso il famoso Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Ci sono portafogli che hanno avuto dei sottorendimenti perché per problemi di governance non hanno investito in queste aziende. Siamo tutti d'accordo sul fatto di non investire in queste aziende? E se siamo tutti d'accordo di non investire in queste aziende, le avete e le usate sul vostro telefonino o no? Vedete che entriamo più in un campo di soggettività. Io sono produttore di Prosecco, non parlo di alcol, che lui aveva prima escluso come investimento, per cui per questione di conflitto di interesse non ne parlo, però potrei dire che non sono d'accordo. C'è un silenzio in questo momento. Ecco, bravi. Parla il Presidente. C'è un tema, faccio altri due esempi di cose dette oggi. A un certo punto si è parlato delle banche in maniera, mi rendo conto che siamo a un convegno, non vi sto criticando che sposo la linea, però sto trasmettendo le difficoltà nel dare dei paletti, nel definire queste in maniera oggettiva gli ambiti di applicazione di questi investimenti. Si è detto rientra nei criteri ESG investire in banche che sostengono le piccole aziende. Io per esempio su questo soggettivo non sono perfettamente d'accordo. Io preferisco una banca che sostiene le aziende meritevoli, grandi, piccole, medie, o che sostiene le aziende piccole che vogliono crescere invece che aziende piccole che non hanno questa ambizione. Ma questa è una mia soggettività diversa da chi ha parlato prima di me. Seconda soggettività, qui i due relatori hanno detto delle cose diverse. Smettiamo di investire in chi produce carbone e petrolio e mettiamo tutto in energie rinnovabili, piuttosto che investiamo in chi anche lavorando nelle energie tradizionali ha un percorso di transizione. Sono due posizioni che abbiamo sentito a questo tavolo assolutamente legittime entrambe e si rientra quindi nell'ambito della soggettività. Quindi solo per dirvi che da fondo pensione poi definire i paletti non è assolutamente complicato. Da ultimo,
quello che a me sta capitando, che un fenomeno quasi opposto a quello che lei denunciava, dice una certa aggressività, lasciatemi dire, dell'industria del risparmio gestito, che oggi ti dice, sto facendo una battuta, pagami qualche commissione in più e magari accontentati di qualche rendimento in meno perché ti do dei prodotti ESG. Ecco, questa è una patologia che dobbiamo tutti a questo tavolo distruggere, perché stiamo toccando un argomento che è forte, è positivo e che non possiamo permetterci in nessun modo di sporcare. Ecco. Perché quindi combattere come li ha definiti, mi sono piaciuti, greenwashing, queste cose qui. E questo deve essere un commitment fondamentale, perché se c'è questo mood positivo verso queste tipologie di investimenti, nessuno può permettersi di in qualche modo inquinare questo percorso. Quindi tutto ciò per dire che le complessità non ci spaventano, non siamo superficiali, vogliamo fare un passo avanti e quindi affrontarle queste complessità, perché se mi consentite una battuta, se vogliamo portare i nostri investimenti verso una direzione di maggior compliance, verso la qualifica ESG, il primo modo per farlo è essere ESG noi stessi, quindi avere un sistema di governance evoluto, un sistema di governance trasparente e un'apertura, un confronto con i nostri associati, che siete voi, che è fondamentale per fare nella giusta direzione questi passi che dobbiamo fare. Grazie.